La celebrazione della Madonna della Neve ha il suo fondamento nella dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Edificata durante il pontificato di Papa Liberio, fu ricostruita da Papa Sisto III, che la dedicò al culto della Madonna, la cui divina maternità era appena stata riconosciuta dal Concilio di Efeso. Passaggi ricordati dal Vescovo durante la messa a Rialto. Monsignor Tanasini ha messo in luce l'evento che ricorda il rapporto tra la Vergine e la Chiesa. Maria ha sottolineato ne è madre, di qui l'invito ad amare la Chiesa, a sentirsi parte del suo mistero, nonostante l'occhio spesso critico della società di oggi. Amiamo questa Chiesa dunque, con grande dolore vediamo i nostri giorni abbandonare la Chiesa, vituperare la Chiesa, perché si guarda soltanto ai difetti degli uomini della Chiesa, difetti anche gravi, ma la Chiesa è di più degli uomini della Chiesa. La Chiesa è più grande, la Chiesa è più profonda. C'è una parte della Chiesa che è gloriosa e Maria, nella gloria del cielo, rende presente la Chiesa nel cielo. Durante la messa, due ragazzi hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Il Vescovo li ha invitati a sentirsi orgogliosi di far parte della Chiesa. La festa a Rialto prosegue oggi con la grande cena che coinvolge tutta la comunità e un buon numero di volontari. La parrocchia è piccola, però diciamo che siamo abbastanza. Il motore principale ovviamente è Don Pio, che ormai è da più di una decina di anni che è qui. È stato lui che ha ricreato la festa che si era andata un po' perdendo. L'ha ampliata, l'ha sviluppata e piano piano ha creato una serie, diciamo, di ingranaggi che cercano di muoversi anche da soli, diciamo. Quindi siamo un po' di volontari, chi fa la cucina, chi organizza, chi fa, e si riesce a mettere in piedi, diciamo, una bella cena qui sul piazzale della chiesa, ecco.